Ora entrerò sul campo di gioco della palla corta per lo stesso ingresso per cui entravano i giocatori, cioè la porta al centro del muro, che fra poco attraverserò. Questo muro è stato costruito per volere di Ferdinando IV, re di Napoli, nel 1775. Ecco i 3 gradini dove si sedevano gli spettatori, una panoramica, la base del muro, torno indietro, faccio un'altra panoramica dei 3 gradini. Assistevano a queste partite anche personaggi molto famosi. Lo stesso Casanova sembra essere stato uno degli spettatori di queste avvincenti partite. Ecco il muro, guardate quanto è grande, avete visto anche in proporzione alla porta dove sono entrato. Questi sono i gradini inquadrati meglio, ed ecco il padiglione di riposo che fungeva da spogliatoio. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche. Arrivederci al prossimo video.